Colonna, dove c'è la sede del municipio, però ci sono i nostri ospiti che sono molto più preparati di me per raccontarvi queste aperture. E qui abbiamo Vanni Bionda, appunto, che è il capogruppo del gruppo Olbia Tempio. A Tempio si aprirà la cattedrale di Tempio Ampurias e ci sarà la possibilità di visitare il campanile. Proprio il campanile, no, delle stanze mai aperte al pubblico. Delle stanze mai aperte al pubblico, quindi c'è una, diciamo, una chicca riservata a chi riuscirà a prenotarsi a vedere questo bell'edificio. Le giornate sono un giorno l'una, un giorno l'altra, è corretto? Ok. E poi vedrete nel programma, ci sarà scritto tutto, il programma sarà online una volta fatta la conferenza. E poi andando giù, diciamo scendendo giù verso il sud, a Nuoro verrà aperto, un'apertura importante, molto importante anche questa, il Museo Archeologico Nazionale. Il Museo Archeologico di Nuoro era prima soltanto regionale, adesso è diventato nazionale, è in corso un importante lavoro di ristrutturazione di Palazzo Asproni e verrà inaugurata a breve. Nel frattempo noi andiamo a visitarla. Io ringrazio moltissimo, non lo vedo più, cioè, Stefano Giuliani, che con la dirigente, la dottoressa Ruotolo, ci hanno dato, Toniolo, scusate, la confondo perché ho due persone che hanno un nome simile, la dottoressa Toniolo, che è arrivata recentemente, e ci stanno dando una grande mano nel fare questa apertura, che sarà un po' particolare ovviamente perché c'è ancora il cantiere, però riusciremo a vedere questo edificio importante. E invece in Ogliastra verrà il gruppo Ogliastra e aprirà la cattedrale di Lanusei, dove ci sono delle splendide opere dell'Itala, e l'istituto salesiano, che è una scuola importante che è stata fatta da grandi intellettuali dei sardi. E poi Oristano invece aprirà Fordongianus, la chiesa di San Lussorio e tutta l'area archeologica che gli sta intorno. Anche in questo caso abbiamo avuto la grande partecipazione da parte della dottoressa Monica Stocchino, che invece è la sovrintendente di Cagliari, Oristano e Sul Sardegna. E infine a Cagliari ci sarà un'apertura importante, è una villa privata, si chiama Villa Square ed è una villa anche questa nei pressi di Assemini, e si visiterà la villa è intesa non come edificio ma come parco. C'è un grandissimo parco di 22 ettari, era la sede e diciamo che è un luogo dedicato di proprietà di Francesco Morelli, fondatore dell'Istituto Europeo di Design, che è la scuola in cui io lavoro. In questo caso ho soltanto facilitato il rapporto, è un luogo fantastico, mai visitato da nessuno perché è una proprietà privata, per cui è una grande occasione per vedere un parco molto bello in cui ci sono dove sarebbe dovuto diventare il Giardino dei Paradisi, per cui ci sono alcuni luoghi di questo parco dedicati ai paradisi di tutte le religioni. Molto interessante. Detto questo, io credo di essermi dilungata. Hai dimenticato Sassari? Ho dimenticato una cosa importantissima, perdonatemi, vedevo infatti dei raggi che mi arrivavano. Sassari, la delegazione importantissima che fa sempre delle attività, perché ho fatto un giro, ho fatto un giro orario, scusatemi. Allora, Sassari importantissimo, è un luogo veramente molto bello, ed è San Pietro di Sorres, località Borutta. C'è una splendida chiesa e un convento, nonché un abate di cui sono un po' molto affascinato, perché è proprio l'abate come ce lo immaginiamo fisicamente e anche per questa grandissima carica che ha. Tra l'altro la delegazione ha organizzato in una maniera impeccabile, ho visto. Facciamo subito vedere. Abbiamo anche un piccolo libricino, una guida che ci aiuterà a vedere il sito. C'è stato un grandissimo lavoro, ci sono le scuole coinvolte in questo. Scusami. Marcella, c'è qualcosa di cui mi sono dimenticata? Ci sono 3 percorsi, diciamo che durante la conferenza entreremo nello specifico, 3 percorsi differenti in queste 2 giornate.
e il coinvolgimento delle scuole, come ogni volta che ci sono degli eventi a Sassari c'è una forte collaborazione fra la delegazione e le scuole e la città stessa. Ok? Scusatemi. E quindi io vi voglio quindi ringraziare ancora per l'attenzione e vorrei lasciare lo spazio che meritano i nostri ospiti. E naturalmente, o meglio, sono io ospite vostra oggi e gli altri sono le persone che parlerà. Ora passo la parola al professore, dottore Rubens Doriano, che conoscete e che ci racconterà, ci darà tante informazioni e notizie di Olbia dalla sua parte, dai Fenici, no? Fino al 1900, all'inizio del 1900 più o meno. Fino a metà 800, Metà 800.